Andiamo a preparare adesso un filetto al pepe verde. Per fare questa, questa ricetta dobbiamo avere a disposizione i seguenti ingredienti. Allora, filetto dalla parte del cuore, quindi filetto in questo caso di manzo. Abbiamo il brandy per sfumare, il pepe verde, il fondo bruno e la nostra crema di latte. Abbiamo bisogno anche della farina, l'olio per andare a rosolare un po' il nostro filetto e possiamo partire con la nostra preparazione. Allora, filetto al pepe verde, innanzitutto parliamo della cottura. La cottura per il filetto al pepe verde è una cottura diretta, quindi è un piatto che andremo a iniziare nella nostra padella, nel nostro tegame, e la andiamo a finire direttamente lì. Quindi non ci sono utilizzo di altri utensili o altre conduzioni, ma iniziamo lì e cerchiamo di finirlo nella stessa pentola. Allora, innanzitutto, per iniziare dobbiamo scegliere la dimensione del nostro filetto. All'incirca una porzione del filetto sono 2 dita e mezza. Quindi prendiamo la nostra carne, cerchiamo di entrare con la lama del coltello dall'inizio e andare a cercare di sfruttare il massimo il taglio, onde evitare che si rovinino sia le fibre muscolari, ma anche che si scaldi il tessuto. Quindi vi faccio vedere in un'altra porzione, dobbiamo entrare e uscire sfruttando tutta la lama del coltello. Come vedete viene liscio e pulito come taglio. Il filetto non deve essere né schiacciato né manomesso tanto, deve mantenere la sua forma. Questo lo possiamo mettere da parte, anche questo, anzi ne facciamo questo qua. Perfetto, passiamo al procedimento della cottura. Allora, padella, aggiungiamo un po' di olio. Allora, l'olio sulla carne, a seconda di che tipo di carne andiamo a utilizzare. Molte volte si dice il sale prima e l'olio, tante domande che molte volte non hanno una risposta ben precisa. Allora, una sezione di carne molto magra come quello della carne ha bisogno di un po' di una sostanza grassa, in modo sì che non si secchi e non si bruci. Molti altri tipi di tagli di carne, come vedremo nelle prossime ricette, hanno già una struttura adiposa all'interno o all'esterno della carne stessa che dà la possibilità di lubrificare la sezione muscolare, più magra. In questo caso abbiamo solo parte magra, quindi abbiamo bisogno di aggiungere l'olio. Quindi l'olio ha un ruolo a seconda del prodotto che andremo a utilizzare. Prendiamo un po' di sale, gli diamo una piccola salatura iniziale. Dopodiché, come tecnica di cucina francese, andiamo a infarinarlo leggermente. Non è detto che si debba sempre infarinare, molte volte si può anche fare questo lavoro senza farina. Noi seguiamo la cucina, le tecniche della Nouvelle Cuisine, in cui ci danno queste indicazioni sulla infarinatura. La infarinatura non deve essere molto abbondante, deve essere un'infarinatura che prenda superficialmente la struttura della carne, e questo avrà il ruolo finale che nel momento di cicatrizzazione e di rossolatura, nell'aggiunta poi dei liquidi, andrà a creare questa salsa, andrà ad addensare ulteriormente la nostra preparazione. Finiamo adesso, una volta che abbiamo salato e infarinato, accendiamo il fuoco. La temperatura dell'olio non deve essere troppo elevata, ma dobbiamo dargli una decina di secondi che si stemperi un po', che si scaldi un po' la superficie della padella, e andiamo a sistemare la nostra carne, ok? Poiché è un taglio molto alto e dobbiamo rosolarlo uniformemente. Se partiamo troppo elevati di temperatura rischiamo di rosolare bene esternamente, ma all'interno essere freddi come temperatura. Nel frattempo che la nostra carne va a cicatrizzare e a rosolare, prendiamo il nostro pepe verde. Il pepe verde è il pepe classico, solo che pepe fresco.
Ci sono due modalità, possiamo scegliere di lavorarlo intero o possiamo anche, se vogliamo, schiacciarlo. A seconda poi di chi gli piace il sapore e anche il profumo, ma senza mangiarlo direttamente, o chi lo vuole anche diciamo, adagiato sulla carne o che si senta molto di più. Quindi possiamo scegliere o di batterlo velocemente, quindi di schiacciarlo, o di scegliere di metterlo intero. Io adesso oggi lo metterò diciamo intero e, e quindi niente, così in modo da anche decorativamente ma anche delicatamente risulterà più delicato, quindi uno può anche scansarlo, sentire il profumo nella salsa o il sapore del pepe senza avere il bisogno di mangiarlo. Prendiamo la carne, la giriamo come abbiamo fatto, abbiamo rossolato, passiamo un pochetto per diciamo, equilibrare la temperatura della carne, abbiamo rossolato nella parte superficiale, quindi nel primo fronte, non andiamo dall'altro fronte ma andiamo a lavorare sull'esterno, quindi sulle parti laterali. Questo fa sì che ci dia la possibilità di squadrare bene il filetto. Se rossolassimo sia da una parte che dall'altra andremo a tondeggiare la parte laterale e non riusciremo a rossolare bene i suoi lati. Quindi come vedete, adesso passiamo un po' e ritorniamo nell'altra faccia. Una volta rossolata bene la carne in ambi i lati e anche nei fronti e nei lati, andiamo ad aggiungere un cucchiaio di pepe. Velocemente gli diamo qualche secondo, 5-6 secondi di tostatura per esaltare, diciamo, il profumo del pepe e passiamo a fuoco spento a inserire il nostro brandy. Andiamo a flambare, giriamo, attenzione che molte volte l'acqua presente nel pepe rischierà anche molte volte di schizzare. Aggiungiamo un po' di Worcester sauce, che è una salsa che viene fatta con la fermentazione, diciamo, di acciughe, di aglio e altre preparazioni. Si crea questa salsa molto famosa, inglese. Una volta fatto evaporare anche il Worcester, aggiungeremo il nostro fondo bruno. Il fondo bruno è un fondo che viene fatto e creato con delle ossa tostate di vitella o di manzo, delle verdure tostate, viene fatto cuocere, diciamo, per lungo tempo in acqua, per lungo tempo fino a ridursi di un terzo e creare questo fondo di carne bruno, a seconda poi della scelta che faremo, dell'ingrediente che andremo a selezionare, vitella, manzo o altri diciamo, animali, e andremo a creare questa salsa bruna, fondo bruno. Andiamo intanto a stemperare, diciamo ad amalgamare la salsa con lo stesso filetto, qualche secondo, una ventina di secondi, non dobbiamo cuocerlo tanto, dobbiamo solo estrarre, diciamo, questo liquido andrà a togliere questa farina che abbiamo messo iniziale, quindi creando questa famosa crema che abbiamo detto. Una volta fatto andremo a togliere la nostra carne e andiamo a far riposare. Nel frattempo ci rimane la nostra salsa e andremo ad aggiungere la nostra crema di latte. Crema di latte o panna, diciamo, è la parte grassa, non se ne mette diciamo, in percentuali molto elevate, però la nostra, diciamo, crema nella cucina francese, o che può essere anche del burro, come è solito fare anche con del burro chiarificato, anche per la rossolatura stessa del filetto, darà questo, diciamo, cremosità, questa dolcezza che va a contrastare poi il pepe. Siamo pronti per l'impiattamento, faremo un impiattamento molto, molto minimal, molto semplice, anche diciamo, per esaltare il filetto stesso, la preparazione stessa. Quindi andiamo a prendere il nostro piatto,
andiamo a dargli attenzione alla nostra salsa, che vedrete tornerà a profumare sempre di più e a dare una tonalità, diciamo, marrone, tipo una salsa caramellata. Come vedete dà questa cremosità. Non andiamo oltre. Allora il concetto è: dobbiamo creare una crema, lo possiamo anche, diciamo, calcolare, valutare, testare con del cucchiaio. Deve velare, non deve essere né troppo liquida né troppo unta, quindi se andiamo troppo dobbiamo essere bravi a creare una buona crema, perché non andremo ad aggiungere altri liquidi, ma abbiamo lavorato esclusivamente con i liquidi presenti nella carne. Questo sì, ci fa sì che se andiamo oltre perderemo i liquidi e diventerà troppo unta diciamo, come risultato. Quindi dobbiamo trovare un buon compromesso tra liquido e grasso. Allora prendiamo il nostro filetto, io lo taglio a triangolo, come vedete risulta bello dorato fuori e bello rosa all'interno. Andiamo a prendere la nostra salsa e andiamo, come vedete, a velare sulla carne in modo semplice, per esaltare proprio la preparazione della nostra carne. Possiamo aggiungere un po' di olio e abbiamo il nostro filetto al pepe verde.